cercherò di essere breve e di essere chiaro e di conseguenza farò due tipi di intervento. Il primo, nell'ottica di quello che è l'attività come coordinatore della Commissione di tutela della professione, io sostanzialmente vigilo su quello che sono i confini professionali, ossia vigilo sul fatto che figure non abilitate compiano esercizio abusivo della professione, ossia violino l'articolo 348 del codice. Okay? Questa è la prima parte che viene fatta, per cui io faccio tutta una serie di valutazioni su tutte le segnalazioni che mi arrivano. Certo, non prendiamo in considerazione quelle anonime perché non sappiamo poi concretamente a chi andare a rispondere, ma questa prima parte, ogni volta che arriva una segnalazione A trova una risposta, B viene fatto e viene aperto un fascicolo per vedere una prima indagine preliminare su che cosa effettivamente viene segnalato, in che termini, in che forma, in che modello. La seconda parte è legata al fatto dell'usurpazione del titolo, ossia violazione dell'articolo 498, quando persone non psicologi si fregiano impropriamente del titolo di psicologo. Questo io lo evinco da giornali, testate giornalistiche, quotidiani e via dicendo. A me arriva una documentazione completa giornaliera di una raccolta di tutti i giornali, di tutte le testate giornalistiche, che attraverso una selezione computerizzata di parole che l'ordine dà da ricercare, mi viene fatto un file e viene inviato. Io lo controllo quotidianamente, tutti quelli che si fregiano del titolo di psicologo e poi controllo e psicologo non sono, quantomeno ricevono una lettera di riscontro titoli. Questo è quanto viene fatto dalla commissione. E questa è una parte sostanzialmente del mio intervento. Che cosa fa la Commissione tutela, quanto si impegna e quanto si dedica a questa cosa. Tenete conto che da 5 anni a questa parte io ho visionato su quello che sono gli articoli di giornale circa 50.000 articoli. Pensatevi voi che mole di lavoro viene fatta. Okay? La seconda parte invece, molto più attinente a quello che è il contesto attuale, e cioè quello giuridico, è legata a quello che è la proposta che i colleghi fanno quando decidono di iscriversi ai tribunali come CTU. Recentemente io mi sono trovato, perché per conto dell'ordine svolgo anche questo incarico, cioè quello di girare per i tribunali ogni volta che c'è la presentazione di una domanda di iscrizione come CTU, di fare una valutazione dei curriculum, di fare una valutazione oggettiva di quello che è la richiesta che fanno i colleghi per poi, come dire, perorare la causa per l'iscrizione all'albo dei consulenti. Io spesso mi trovo, e questa è la seconda parte di tutela che io interpreto nell'ottica del cliente interno, cioè dei colleghi che si vogliono iscrivere, l'attenzione alla formazione, che spesso è un po' carente. Cioè non c'è una formazione specifica che spesso il collega mette in luce, per cui quando io poi vado a parlare con il presidente del tribunale posso avere spesso delle armi con cui poter discutere. Arrivano a volte dei curriculum dove il livello di formazione è veramente molto basso. E se magari si fa un passaggio con il collega dicendogli guarda, ma hai presente che cosa vuol dire lavorare dentro un tribunale? Hai presente come si gestisce, cosa vuol dire preparare una relazione, come la devi trasmettere, cose di questo tipo? Hai un'idea, gli strumenti che utilizzi? Magari rimangono in silenzio o ti guardano con due occhi enormi. E attenzione, perché il rischio più grave è che sì, da un punto di vista normativo, o meglio da un punto di vista legale, io ti posso anche iscrivere perché magari 3 anni di iscrizione all'albo ce li hai, anche se faccio presente che oggi come oggi i tribunali stanno spingendo verso i 5, ok? Però poi di fatto manca la parte formativa magari. Però uno dice sì, ma è un'opportunità lavorativa, fino a un certo punto, perché se poi mi metto a fare qualcosa di cui non ho competenza, non ne so granché, quello che rischio è di entrare come CTU e uscire per un procedimento disciplinare, il che è molto 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 grave. Quindi nell'ottica del tutto una parte di tutela che io interpreto per quello che riguarda il cliente interno è proprio il passaggio che normalmente quando arrivano i curriculum per potersi iscrivere è contattare i colleghi e cercare di capire con loro quali sono le motivazioni, se c'è la formazione sufficiente, no, andiamo dritto per dritto perché ci mancherebbe altro, ma se il curriculum sento che potrebbe essermi respinto dal presidente del tribunale perché magari mi dice non c'è formazione, la formazione se c'è non è certificata. Ci chiedono anche la certificazione, cioè se avete fatto pezzi di CTU o quant'altro, se avete collaborato con degli studi di avvocati, fatevelo certificare perché fa bene a quello che è il curriculum e a quello che è la presentazione ai presidenti dei tribunali, perché lo guardano, anche questa cosa guardano, e poi diventa o potrebbe diventare criterio ostativo nel privilegiare o bloccare una domanda. Quindi ci sono alcuni aspetti che quando
si arriva a questo punto qua, bisogna per forza di cose dargli attenzione. Quindi invito per chiunque voglia, proprio per declinarlo nel contesto prettamente giuridico, far parte dei CTU, ben venga, però prendete A, visione di quello che c'è pubblicato sul sito dell'ordine, B, eventualmente se avete dei dubbi chiamate, perché ogni chiamata che è stata fatta per avere informazioni è sempre stata data una risposta, magari non immediata, ma è stata data, e se avete o pensate o credete o non siete ancora convinti, richiamate ancora perché io rispondo sempre a tutti. Questa è sostanzialmente quello che è la parte oggi di tutela.